magari se non cammino un po'. E un po' la destra, confusione che c'hai. Io a tutte le parti gente che Questi sono rimorsi di coscienza. Fino a quando non te ne liberi, si aggravano più assai. una casa chi ne malati, una casa chi ne venuto. Ma come? Ma è stato sempre il primo di tutto a dire che come ogni voluto famiglia è fortunato. Ma tra dillo e dillo di presenza c'è differenza, come vuoi spiegare? Che c'è solo che? Che c'è sangato? C'è un po'! Chi puzza? Ma che schifo faceste per cuore? Disgraziato, tutta la casa mi impannava. A tutte cose pensi tu, a un voluto, alla sciantata, e a tua figlia non ci pensano. La meschina è facile, un po' camminato, ma non può mangiare. C'è passato, zitto. C'è passato. Non mi passerà La figlia, la figlia la mangia. E passerà vecchio vero ma non caniccia io sul mio roto io. Io lo voglio. E te lo pigli, te lo pigli. Io lo voglio. E tu lo pigli. Io lo voglio. E tu lo pigli. Io lo voglio. Io lo voglio. Ma devo finire di vedere, devo finire, Non lo pigli. Cambia io, me lo vuoi pigli Sì, lo pigli. sente qua, va bene la razza guardavo per favore. Il mio amore. Ma stocca non lo voglio guardare la che hai ma io è possibile? Ma come sta a mettere in io? Ma io domani come sta a nascere? Io come tu, cosa mi sta a nascere? Ma non vedo il nido la mano, che stai qui? Che brutto momento mi sta facendo passare sta famiglia. Si vede, dici io sono più la chiesa tutta la tua vita. Fa le mostre, accompagna le bambine, fa tutto quello che c'è da fare con l'altro. Ma ve lo dico a capitare mia. A che siamo su? Fai sempre questa canzone. Ma chi dice giunta? Alla fine, non è giunto. Date un segno della vostra presenza. So che prego, l'episodio già vedete. Santi! Che parla? La bocca aperta! Non sono sombrato, non ti dilunno! Ci vuoi giudicare? Santino, mettiti in ginocchio! Ma basta per insomma, non ti vedo non da so che Santino! ah, Scappaste? Signora Marizia, ma cosa sono marito là? Ma che sospiri poi? Signora Marizia? Alla facciazza, andiamo a pensare. Santino! Ma lei mi fa fuori questa fatta maniera! Ma che parla schiavi? Santino? Sì, fa presso. Santino? Avvicinati. Avvicinati. Sì. Tu ne su. Ma Le femmine. quasi? Quanto femmine hai caneggiato? Ah, sì, le femmine, sì. Ecco. Tu ne su. Da lì si stanno comportando. Si stanno comportando. Sì. Si stanno comportando. San Benedetto. Che bello. Che bello conforto. Specie quando ci sono dispiacere. Perché un cristiano senza conforto muore prima delle sue giornate. Sì. San Benedetto. Mentre dal lato di mia, che io bacio sulle ali.
Santinetto. Bene, caro. A quando tu dai via a tia per La pressione ricordare sta che sta una cosa che... io via a tia e a mio marito, Santinetto. Santinetto. Sì. Io penso che è meglio morire di disgrazia. Sì? Che morire di... morire di puzza. Di puzza. Come vuoi sapere? Ma, insomma... Chi diceva Tantino? Che forse è meglio morire di disgrazia, di dispiacere. Io sono da vivere, e tu desideri di dispiacere, chissà per Non mai. qua ragione, ho bella faccia che puzza. Ma questo... Quando stai facendo? Io mi chiacazza, Ma io! Chi stai chiacazza? Sto per forza la faccia, chiacazza qui. Senti, tu te l'ascoltavano nel giornale. A Giulio lo dissero che questa forte acqua cadeva un tetto e morì una famiglia sana sana. Madre e figlia. Però fecero una buona morte. Ah sì? Pure non do sonno. Davvero volevano uscire, ma felice con te. Sì. Fai pagare sto tetto, Santino, prima che te la testa, Santino! Prima che te la testa, Santino! Io sono più convinto che chissà quando nasceva la figlia, non fa male. Assunta! Assunta! Santi, stai facendo un poco di giovanni. Assunta! Ma che poi stai Quando ti chiama a correre, capisci? Ma che sarà stato? Devi da fare visita alla signora Maricchia, che le portava un po' d'allegria. E tu Ma che devi fare tu con la facci compagnia. Ma ci potete stare tu però, Signora, io hai un porto. Sì. Come? Mi lasci in compagnia? Sì, perché tu Santino quando cammini? Ma farebbe lui tutto che una gamba? Stai facendo Santino con la macchina? Ma io dico a Santino di stare attento, ma cazzo di stare attento vero, guarda che c'è. Dai, che a cazzo, come state facendo? Ma no! Ti hanno fatto controllare? Sì, che sono vapori. Lo vapori, Sì. Ma ti sentono tante cose. Ma tante cose si sentono. Sentiamo le tante che ma. Guarda, non vuoi niente, perché lo vapore. No, non va pure, come? Vapore? Mi pare dalla faccia che strana, perché ci sono dispiaceri con la vigna? No, Ma se ci sono quale dispiaceri quale con la vigna non ci fa niente, perché le danno blocchi che ci sono. Stai a cazzo da lupo. Oh, questa se cazzo la voglia. Lupa pure, e basta, lupa pure. Ma io veramente facessi controllare. Signora Marica, ma scusare, ma suonare la Suonaro? E vai a più quello. Sta casa cade. Buongiorno, accomodatevi. Buongiorno. No, ma già siete, l'abbiamo portato, signora Marica. La vigna. Massimo! Ciao Massimo, come sei? Buongiorno, che bella coppa che Grazie signora, grazie. Ma siedati che ce n'è papà, un bravo. Tu cargo. Dove? Chi sta nella medicina di casa? Signora, Sì. Se come stavo bene, voglio tanto bene. E ne do molto di compagnia. ci porta l'allegria. Signora, va bene, un male. Ascoltate
Sì. State tranquilla, ora ci sono mie padre e mia moglie che fanno la guardia. Sì. Passano quelle di telefonino e andate, ti richiamo subito, non andiamo con male. Va bene, ma l'importante è che vediamo di sistemare il Certo, ma sistemare. Ma speriamo, Assu, se io me ne venisse magari, perché tu non si può registrare. No, me ne vai, però volesse domandare una cortesia a sto signore. La signora mi vuole fare. Sì, Posso domandare una cortesia? signora, ma decise, Ma fa magari malo? no, ma decise, sono in posizione. Mi lo fa toccare? Ma signora, ma scusate, ma chi mi vuole toccare a mia, La coppa! la coppa! Ma toccano tutte a mia, perché ma toccasse pure lei, Ci piace, signor? Buona, mi ha toccato, giocasse dopo. Ma dice guarda la coppa, ha per fortuna, vero, Ma un pochettino vero, signor, veramente, Ma che ha l'impressione, ma pensare tutte le carte? Ciao, pensate, ma niente, c'è la voce bassa. Magari molto che fortuna mia. Grazie, Sì. grazie, Quando si vuole fare una castricata, a sua disposizione. Assu, sì. Guarda, scusi, può chiamare, perché la coppa porta fortuna. Se io ce la devo toccare. Non vi preoccupate, signora Marichetta, come momento io la chiamo. E io ora me ne vaglio. Con permesso, arrivederci. Arrivederci. La puta che ne monata. La forza non vuole fare di guardia. Ebbene, mia moglie, che ti è contenta quando mi dà la legna. Sì, come perché Nage a non fare di tutto per fare di tutto. Tica, papà, tica, Papà, da cato Oddio, mamma. Non ci disse che peggio Massimo. Io ti disse che come arrivavo Massimo già cangiaste.
Sì, e mi si aprono il cuore quando ti dico così. Andiamo a chiedere come mi fare, andiamo a chiedere come mi fare, ma che cosa andiamo a fare? E cominci a tomare, o se cominci con un parrino, o qualche cosa andiamo a fare. Ma certo me la va a fare mamma! Io ho pensato che me ne fuggo! Non si convince me ne fuggo! No, lasciamo lì. No? Non mi piace. Mi meleno! Buono. Non capisci che ti disse di meleno! Lo capivo. Mi piglio 50 pillole! La vedi te basta. Come fai? Biffita, capisci? Fossi tuo padre, disse sicuramente di sì, capisci? Ma mi ero a cercare di organizzare tutte le cose. E come va a fare? Senti che facevo? Tu te ne vai subito dentro, ti metti lo scelto del tempo del cordo, ti metti la faccia, capisci? Faccia bene, Va bene, va oh, ma di situazione! Ma io parlo di tutto! Perché mia figlia se la va a pigliare e basta! Parlo così! Chiamavo Padre Salvatore, Ah, mi chiamavano sacrestia, Sì. Padre Salvatore. E mi fece un bello lisciabusto, mi fece. Mi disse che sono una persona che non rispetta il prossimo, una persona che non ama i propri figli, una persona che non rispetta i difettosi. Mi fece sentire un più cattivo dei cattivi. Non mi aspettavo di Padre Salvatore. è buono! Andiamo Marito, non fare così, ma che è vero? Che fa? Tu non sei intelligente? Solo che certe volte non capisci niente. E poi non è vero che non hai rispetto per il prossimo e che in questo preciso istante ti rifutti di tutte cose. E poi, no marito, ma che fa? Non va bene la tua figlia, sì, che la va bene. Solo che in questo preciso istante non ci pensi proprio. E poi, non è vero che sei cattivo. Solo che in questo momento sei più cattivo delle cattive. Roberta, mi disse le stesse cose che ci dissi io. Bello conforto mi stava. Non è mia figlia. La dice? Chiamala che c'è. Sì, va bene. Tu chiamala. Io la chiamo. Cara, ma mezza d'accordo. Ida va bene incontrare mia, io va bene incontrare Ida. La mangiatina, a mezza parola. Ma io queste cose non vediamo. Bene, Calabria, bene. Piano la mangia, piano che la dici, piano. Piano. Cacca, brutte mani. Ma che si come fa a fare? Le peducce, cacca. Così la mangia, Ma che siete fritto? Ah, che cavolo che sei! Santi! Sempre muore sta figlia! Ci fa così? Dice figlia! Oddio! Aspetta, facci pigliare aria. Spappura. Aspetta, mi sta ammazzando e non mi sta ammazzando. Dai, ci sta gamba così. Ma che ci pigliamo? Che ci pigliamo? Santi! Ma sì, che sta? Dai, ci sta male. Ma non mi papà. Senti. Addio! Sta tutto sparito. È così, mi disturba. Tutto tu sei tu demente, io demente, tua madre demente capo tutti, abbascia che tu lassi, ti prometto. Io lo passo! Io non lascio a nessuno! Io lo voglio! E me lo piglio! Io lo voglio! E me lo piglio! Io lo voglio! E me lo piglio! Santi, io lo voglio! Io lo vuole! E se lo piglio! Io lo vuole! E se lo piglio! Dai qua, tutto lì! Io non piglio! Ma tutto lì, ma non parlo così, è vero? Dici che lo dice mia? Tutto lì! Io stavo dicendo figlia, io non piglio! Ma erano lì e stava a dire che giocavo con le palle, era lì. Santi, non potevo chiudere un occhio! Devo chiudere un occhio! Un occhio! Cioè, c'è già uno che rompe un occhio! Sul culo io, vai in Italia! Un occhio, lo dici!
faccio le cose. Senti, io veramente mi scaldo. Perché sta accadendo malata da te? Non mi scaldo che ci succede qualche cosa. Sta venendo, mi dice quante stava? Mi dice, entrare! E via per fissa. Senti, e se per caso si velena? Ne hai visto tanti sceccolatori, se velena, che se velena. Sì, vabbè, ma la mia. E se siete voi? Perché se no... Tu sei responsabile, tu sei la madre, si sente No, no, che no. la guida e ci ha pensato. Io non ci sto responsabilità, non ne No, voglio. figliare. Lui è un responsabile, sei tu. Che stai facendo cadere malato? Io? Tu! Pazzo! Ma lo capisci in quale famiglia li sta innamorando? Sì, io lo capisco che chi ti sono parlino avrà ragione. Come? Allora, Che dici? avrà ragione. Che ti sto parlino? Che ti sto parlino? Che ti sei? Ma mi sono tutti difettosi da un giorno questa salva! Uno che c'è da parlino! Uno che Ti ho detto tante volte che siamo tutti difettuti, tutti! E vai, mi metto capo la montagna a pigliare aria. Vadi! Una caistara mi sentesta. Vadi che si può pigliare anche l'aria all'est! Disgraziato. Non mi guardare il bicchiere consumato, disgraziato. Ti sta! Lavinia, dai, calma. Sì, papà? Sì. Senti Lavinia, ma all'estero perché la vita deve organizzare dopo la scena della foitina. Dell'avvelenamento. Dell'avvelenamento? Sì. No, mamma, io mi scaldo. Perché ti scaldo? E vabbè, allora mettiamo in atto la coppia. Si piace? Sì, mamma. E come la va a fare? Come la va a fare? Io voglio di carta media. Un foglio di carta media. Sì, ora ci scriviamo una legge a tua pagina. Una legge? Sì. All'est della linea perché mo le idee mi scappano dall'aria. All'est. Sentati! È meglio! Allora, scrivi. Caro papà, sì. Io non volevo arrivare a tutto. E perciò ti lascio il mio numero di telefono. Sì. Se tu mi telefoni alle 4:08, io sarò ancora all'ambata. Sì, bella che sì. All'ambata. Se non domani se ci mettiamo un'altra cosa, ma facciamo una uscita. Senti che fai? Ci metti un punto e la vita. A capo. Allora, caro papà, io non volevo arrivare a tanto. Ma sappi che alle 4:09 io e Massimo saremo sempre più vicini, sì, bella che sei. Saremo sempre più vicini e cominceremo a seminare sì, fino a quando pigliamo la figlia, dai, aspettati. Poi Massimo mi porterà alle anguille, bellissime. Alle anguille. E perché come ti dissi, alle anguille, no? Mettici il punto e vedete. A capo. Se tu vuoi che io mi marito con onore, prima di telefonare, ginocchiati davanti a Dio e chiedimi perdono, così ci ammetta. Ginocchiati. E io ritornerò felice e pulita. Che bello! Sì, io dopo alla fine non faccio a mettere qualche punto interrogativo. Lo dici? Ma io devo che ci sta vicino. Vabbè, ci mettiamo, mamma. Non si sa mai. E poi fai il capo. E ci metti. Ti voglio bene. Tanto? E allora mettici lo dovete che dopo faccio così si impressiona. Perfetto. Bene. E faccio vedere io come legge sta legge. Subito mi dice, assunta, piglia il telefono e telefona. Perfetto. Mamma. Tu c'è mezza su. E su me nel tempo. Non ti preoccupare. Io non conosco la parte di 100 anni, chi non ha giudicchia è già detto. Vero, mamma? Non ti preoccupare, sì, mettilo a capo. Che fai tu? Chi fa telefono al Massimo? L'avviso io? Buono, va? Allora c'ho il telefono, va bene, mamma. Sì,
Ma di situazioni che non si alimenterà. Ma fare di tutto fino a quando non va a dire sì. Ma sta lì c'è che San ce l'ha messa troppo a tavolino, se non c'è a fare. Forse è meglio se ce la faccio trovare. Sì, ce la faccio trovare sicuramente in terra. Fare scarte? No, Che fare scarte alla cittadina? Bene, cama di mare. Ma no, la televisione non mi chiama camera. Come era? Oh, ma signora, signora, io hai tante cose da fare, signora. E io ho tante cose da dirti. Ma fare lo piacere che se andava a chiedere, oggi ma dalla stare un po' Ma tu, io hai tante cose da dirti. E tu ora mi mascuti, lo capisci? Ah? Lo capisci che tu mascuti? Perché va già vedo un brutto vizio di questa famiglia. Che ne ascolta la televisione? E ma non ascoltate le cristiane! Non avevo tempo di ascoltare la la televisione? Ah, sapete che dissero? Che c'è stata una ragazza di 20 anni che ha ucciso il papà e la mamma mentre dormivano perché si opponevano al loro grande amore. L'ammazzao dallo sonno. Ma c'è dove sono? Sì, meno male che mio marito non mi faceva fare figli, se non avesse voluto vivere ma dare male alle figlie. Sì, signora Maricchia, però mi fa un piacere che ora se ne va a chiedere. Io più tardi, ma il numero della televisione e me lo sento. No, ma la sente il buono, mi sì. Ma scusare, ma io non ho tempo. Tu capisci che la figlia questa non batte la madre, eh? Sì. Sta attento, assurda, la linea delle 20 anni. Si telefonava, mamma. Telefonaste? Si mi stava a ridere. Ma quando ride, si chi? Io neanche sento più. Ha ragione alla maggiore, non sento manco neanche io. Senti che facevo? Potessimo fare la prova? Facciamo una prova? Facciamo sta prova. Facciamo una prova? Guardate, facciamo finta che io vengo qua con il posto della spesa, no? Sì. Allora io il giasso, e la poiuca, e poi il massetto, e c'è la liccia, e io mi metto a chiedere. Vabbè, vuoi fare papà? Io?